caccia altrissi in campionato contro un avversario di rango in una sfida tra matricole che tutto vogliono fare meno che soffrire in questo campionato. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, anzi buonasera da Carini, da Francesco Cammuca per la sfida di campionato di Serie B Girone H tra il Mistral Carini e il Marsala Futsal. Si può giocare con la palla giocata in avanti, con il controllo da parte di Gabriele Barcellona, poi la conclusione parata da Giglio, primo tentativo della gara. Poi cercata qui la corsa da parte di Patti, fermato, Muro, guarda la porta! L'assist vincente per Nino Cascino che sblocca il risultato e 1-0 subito per il Mistral Carini. La Rosa. Marsala che ha subito mandato nella mischia il suo straniero, mentre intanto Muro, conclusione che attraversa tutto lo specchio della porta. Già sbloccata la partita dalla rete di Cascino, opportunista sul secondo palo. Qui Barcellona riesce a passare, ancora Barcellona fermato, Patti, la respinta di Giglio sempre molto presente, Tendero, conclusione ancora, Pepe Giglio a dire di no, Muro. Serie di finte su Tendero, poi la palla da Cascino che prova in qualche modo a tenerla, la tiene, gran giocata di Cascino, poi la Rosa, in spaccato il portiere, ma non può nulla su Muro che fa 2-0 qui, bravissimo Cascino a costruire, bravo però l'estremo difensore marsalese a respingere sui piedi però di Salvo Muro, 2-0. Barcellona che vanta il titolo vinto l'anno scorso, mentre intanto Giglio vola su Tendero, nuovamente la Rosa, prova a passare la Rosa, serie di finte, evita Pierro, ancora la Rosa, passa, tocco per Muro, la respinta, poi non riesce il tap-in a Dopico, la Rosa cerca sempre di abbreviare i tempi della giocata, Filippo Giangrande, qui la Rosa con la gran giocata dentro Muro, steppato, si scontrano in tre, chiuso, poi Foderà, Giangrande, la palla per la Rosa, servizio dentro, Muro, alle stelle Muro, Pierro, Tendero col velo che non viene raccolto dai compagni, Palazzotto, fermato, arriva Pierro a chiudere, poi c'è spazio per l'avanzata di Foderà, Tendero con la conclusione respinta da Giglio, serie di finte, Cascino prova a passare, la fa scorrere, la paratona di Taormina, De Bartoli, Patti, De Bartoli con lo scambio che non si chiude, poi la palla rimane lì, conclusione, e palla che si perde fuori con Patti che non riesce a concretizzare. Muro accelera su De Bartoli che allunga i tentacoli, poi Palazzotto per Muro, la sterzata, Muro fermato, arriva Palazzotto, c'è il fischio e dovrebbe essere calcio di rigore dalla mezzaluna e poi il fischio, Dopico contro Taormina, Dopico la tocca Taormina ma non la può, è il gol del 3-0 per il Mistral Carini, blocco di Patti su Gianbanco, poi Barcellona per Patti, Tendero prova a scartare su Palazzotto, gran conclusione, grande parata di Giglio, 13 secondi, Patti attende l'arrivo di Tendero, lo chiude Palazzotto, poi si gira e calcia, ancora Pepe Giglio, Patti, pallone per Barcellona che prova a muoversi, ancora Barcellona, chiuso, calcia sull'esterno della rete Gabriele Barcellona. Dunque si allarga, intanto Gianbanco fermato, ancora Gianbanco, l'uscita di Taormina e poi la palla che va fuori, Cascino, le finte, Cascino chiuso da Pierro, Dopico, punta Pierro, Dopico sinistro, deviato e la deviazione da parte di De Bartoli decisiva ai fini di quello che è il gol con cui il Mistral Carini si porta sul 4-0. Manca ancora tanto, 13 minuti e 19 secondi. Cascino, sinistro!
sopra la traversa Nino Siamo tornati in diretta da Salvatore Favazza di Terrasini. Il primo tempo è terminato 1-1, è stata una buona mezz'ora, soprattutto la prima mezz'ora per quanto concerne il Partinico Audace, poi il pareggio nel finale. Ci scusiamo per chi ci ha seguito nel primo tempo, al 20° circa c'è stato un problema tecnico che purtroppo non ci ha permesso di concludere la telecronaca di questa prima frazione, quindi adesso seguiremo il match nella ripresa che inizia adesso con il Partinico Audace in possesso di palla. Fili che verticalizza, poi un colpo di testa a liberare. Adesso il Partinico Audace nuovamente a consolidare il possesso con Capitan Celestra che allarga da Fili, poi Maranzano a cercare lungo linea corso, ma adesso possono insistere gli ospiti sulla destra, zona cross, occhio perché c'è un uomo in area libero, si tratta di Bataille,
che poteva andare a saltare di testa, quindi ad un passo dall'occasione il Casteltermini. Adesso prende campo nuovamente il Partinico Audace con Pirrotta, forse un tocco con la mano, dice il direttore di gara. Gestisce il pallone il Casteltermini, pallone allargato per Dorra, pressato, torna indietro e un lancio da Coranchie, altra rimessa laterale, stavolta per il Partinico Audace. Cusumano a cercare in avanti Longo, che quest'ultimo prova a recuperare palla e commette fallo, e anche arriva il cartellino giallo ai danni di Daniel Longo, classe 99, quest'anno è la sua seconda stagione con la maglia del Partinico Audace, un giocatore che nasce più come un attaccante, un esterno, invece oggi impiegato come mezzala, quindi a dare manforte al tridente. Dicevamo, per buona parte della sfida ha espresso sia tutto il resto del gruppo un buon calcio, pronto a battere Coranchie, a lanciare direttamente in area di rigore, colpo di testa, la fa sua Catanzaro, palla lunga, a cercare Longo, gamba tesa da parte di Coranchie, che meriterebbe sicuramente un cartellino giallo. La calcio di punizione. Vediamo adesso chi batte. Ferrante nel primo tempo ci ha deliziato con un suo destro di pregevole fattura, infatti l'ha messa sotto l'incrocio, non ha lasciato scampo al portiere Licata. Pronto ad andare col destro Ferrante, a cercare il movimento di corsa, la mette giù col petto, si gira e calcia! Grande occasione per il Partinico Audace. La risposta di Licata, che fa ripartire subito i suoi. Con Owosu, allarga il gioco da Franz. Tocco corto per La Rocca, che va per vie orizzontali. Gestisce palla e Casteltermini, palla in profondità per Noto, l'intercetto di Maranzano a cercare Pirrotta, la tiene in campo il 9, alla fine vince anche il rimpallo. Fili, verticalizza male però, ce la riconquista ancora una volta il Casteltermini, buona la palla per il neoentrato Salas, si andrà dalla bandierina, calcio d'angolo a favore del Casteltermini, che quindi ha questa opportunità dalla bandierina. Pronto a calciare questo corner dietro il Casteltermini, colpo di testa allontanato da Fili, c'è un fallo in attacco e allora il Partinico Audace può ripartire. Con questa costruzione da dietro vediamo se si abbasserà il solito Ferrante a prendersi il pallone oppure si andrà all'opzione lunga a cercare direttamente Corso. Buono il colpo di testa per Maranzano, che poi deve andare direttamente lui ad aggredire alto. Chiuso il pallone giocato da Chiarelli e quindi palla va direttamente in rimessa laterale. Gioca nuovamente il Casteltermini con l'apertura verso Dorra, che manca il controllo. Sclafani viene dentro al campo con personalità Celestra,
poi va a dialogare col compagno più vicino. Pirrotta verticalizza, il pallone non arriva a destinazione però. Ancora c'è l'Estra, preso in pieno il direttore di gara che ha chiuso la traiettoria, quindi il pallone verrà restituito come da regolamento al Partinica Audace. Tanto pronto un cambio, esce Corso, proprio lui ha avuto una grandissima occasione nei primi minuti di questa ripresa. Si tratta di un giocatore classe 94 e l'anno scorso ha segnato ben 13 gol, uno quest'anno. Nei dilettanti vanta più di 80 reti, quindi nuova soluzione offensiva per il Partinica Audace, che ha messo dentro, credo si tratti di Anselmo, a meno che pantaloncini e la maglia non tradiscano, ma infatti è proprio il 4 ad aver fatto il suo ingresso in campo. C'è stato un piccolo contatto, ma proprio molto leggero. Licata si è lasciato cadere e il fallo è suo però. Va per vie orizzontali il Casteltermini. Mette giù Battaglie, torna da Coranchie e quindi gestisce palla e Casteltermini. Ma occhio alla pressione di Pirrotta. Quindi per quanto riguarda l'aspetto tattico, Scardini è andato a sinistra e Longo si è alzato nel tridente, almeno così sembra. Per quanto riguarda le correzioni, sono arrivate dalla panchina. Devo allontanare Scrozzo. Fallo, dice il direttore di gara. Calcio di punizione. Ti dico Audace che ha dimostrato di poter anche raddoppiare la prima mezz'ora. Peccato per quelle occasioni sprecate. Poi un pareggio che nella sintesi del finale di partita avrete tutti la possibilità di vedere. Pronto questo calcio di punizione a favore del Casteltermini. Sul punto di battuta c'è anche la Rocca. Vedremo se sarà lui a calciare. Battuta che arriva direttamente al secondo palo, allontana Filì, poi viene atterrato Anselmo. Occhio a questa situazione dal limite, un tiro rimpallato, altra conclusione. Tutti chiedono qualcosa e alla fine sarà semplice, rimessa dal fondo. E quindi pronto Catanzaro. Ad andare al rinvio, non c'è la costruzione da dietro perché ha salita uomo il Casteltermini a prendere i potenziali portatori di palla, quindi va direttamente l'ex Camarat lungo, alza un braccio, si chiama uno schema. Chiaramente in queste situazioni conta di più lo stacco del singolo giocatore. Tanto lascia scorrere la palla Maranzano. Ricordiamo che il Partinica Audace alla necessità di fare risultato pieno, di fare bottino pieno oggi. Detto un rendimento molto negativo nelle ultime uscite che ha portato un cambio in panchina. Tanto Casteltermini che amministra il gioco da dietro.
a saltare fili. Celestra gioca corto per Ferrante che va direttamente lungo, ma è facile per Licata questa palla, e quindi palla allargata dalle parti di Dorra che va a cercare lungo un compagno. Catanzaro deve liberare, salta Anselmo, va a lottare anche Longo, si impegna molto Longo, questo è un calcione ma si è sentito l'impatto con la palla. Quindi semplice rimessa laterale, batte Cusumano, oltre contatto, e quindi arriva il primo giallo anche per il Casteltermini, ammonizione nei confronti di Dorra. Due uomini sul punto di battuta per il Partinico Audace, sia Ferrante che Cusumano. Ma prima c'è un cambio di uscito Noto nel Casteltermini per il suo ingresso in campo. Sono ben due giocatori. Nel frattempo vediamo cosa studia sul punto di battuta il trio di giocatori neroverdi. Allora Ferrante verticalizza molto bene per il cross di Cusumano, liberato al Casteltermini. Era anche questo uno schema riuscito discretamente, e intanto strattonato Longo, è fallosissimo questo Casteltermini, e quindi altra punizione. Diciamo che sicuramente i giocatori del Casteltermini meriterebbero qualche sanzione in più rispetto a quelle rimediate. Si capisce bene il motivo perché il direttore di gara faccia proprio fatica a sanzionare. Adesso la panchina sta facendo il suo dovere per cercare di ristabilire le condizioni di Longo. Nel frattempo c'è Ferrante a battere, e quindi vediamo se ancora il suo destro riuscirà ad incidere. Tiro cross respinto da Licata, poi il Casteltermini allontana il pericolo, vicino al vantaggio il Partinico Audace. Tanto va dal sodo Cusumano, allontanando parecchio la sfera. Altro lancio, stavolta di Sclafani. Cusumano tocca all'indietro per Celestra, va a giocare per Longo, poi Anselmo, Ferrante, ancora Longo, si prende un altro fallo. Diciamo che è molto martoriata la squadra del Partinico Audace in termini di falli subiti, non c'è paragone, quelli fatti dal Partinico e quelli fatti a Casteltermini. Intanto tocco di Ferrante per Anselmo, ancora Ferrante, gioca col fraseggio il Partinico Audace. Buona questa trama, si arriva fino all'altra parte con Longo troppo nascosto alle spalle
suo avversario Dorra e quindi insiste. Il 17 è Casteltermini che guadagna anche rimessa laterale. E allora la Rocca prova ad accentrarsi, poi la sua giocata per via centrali non trova sbocco. Ferrante, Longo, prova a mandare ancora il 10 che non era partito, poi sembra in posizione regolare e poi strettonato vistosamente qui Cusumano, il direttore di gara, si sta lasciando andare molte situazioni dubbie, molte situazioni che andrebbero punite. E c'è anche un giocatore a terra. Il gioco finalmente riprende dopo una lunga interruzione. Ora anche la gioca per Sclafani che apre il gioco, deve aggredire il Partinico Audace. Lasciato il primo possesso al Casteltermini che poi va a cercare direttamente il colpo di testa di Dorra. Un po' passiva in questa situazione la difesa del Partinico Audace che lascia giocare. Adesso si va dall'altra parte con Franz. Subito corto la giocata del tedesco. Altro rimpallo, però stavolta è a favore del Partinico Audace che quindi guadagna una rimessa laterale. Siamo intorno al 17° minuto di gioco di questo secondo tempo che vede le squadre ferme sul risultato di 1-1. Ancora in questo secondo tempo, diciamo, si è vista una piccola occlusione per parte. Ma io lo spiego. C'è un calcio di punizione a favore del Partinico Audace. Ormai si è perso il numero dei falli da parte del Casteltermini. Palla battuta da Ferrante a cercare direttamente l'inserimento di Maranzano. Pronto Maranzano a battere questa rimessa laterale dentro l'area di rigore. Occhio perché la palla attraversa buona parte dell'area di rigore. Adesso c'è da ristabilirsi in posizione. Intanto prepara un altro cambio il Partinico Audace. Infatti chiamata adesso la sostituzione. Pronto ad entrare con la numero 18 Longo, quindi sostituzione tra Longo, entrambi hanno lo stesso cognome e quindi spazio per Cristian Longo, classe 2005, ex Trapani, 14 gol per lui segnati negli allievi della società trapanese.
palla per Pirrotta nel frattempo, che si gira a calcio subito, ha provato una conclusione. Attaccante che l'anno scorso ha vinto la Coppa Promozione con le Castelbuono. Entrata in ritardo da parte di Cusumano. Continua a muovere la panchina. Partini Caudace, quindi pronto un altro cambio, e stavolta ad uscire è Pirrotta. Entra D'Amico, classe 91, ex Alcamo, ha segnato un gol quest'anno, va a dare peso all'attacco, anche se lui in teoria è un centrocampista. Quindi cambia diversi interpreti il Partini Caudace in questa seconda parte di ripresa. Tanto occhio a questa palla controllata, arriva anche il tiro e c'è il vantaggio del Casteltermini. Il gol di Salas, 2-1, cambia il parziale al Favazza di Terrasini. Rimonta completata dagli ospiti. Sciacallo, che c'è da lì, Sciacallo! Che c'è da lì! Guarda il plano di tu! Chiama i suoi all'attenzione, mister Guida. Tanto la D'Amico torna da Ferrante, che va subito all'apertura a cercare Cristian Longo. Siamo ancora al 23esimo, chiaramente la partita è lunga per essere ripresa. Occhio intanto a questo scatto da parte di Salas, che per il momento sta decidendo il parziale. Questa giocata adesso sempre per Salas, che di testa va a lavorare. Tocca all'indietro Anselmo a dare pulizia, guadagna una rimessa laterale Scardina, poi ancora Anselmo a dare pulizia al gioco. Adesso è prevedibile aspettarsi un Casteltermini che si abbassa in un Partini Caudace che gioco forza dovrà cercare di fare la partita, ma occhio a questo scatto che si rivela efficace parte di una delle frecce di questo Casteltermini, molto rapido. È pronta un'altra sostituzione, quindi ci dovrebbe essere un altro doppio cambio in casa Partini Caudace. Sono pronti la FAR per quanto concerne il pacchetto arretrato, infatti esce Cusumano, la FAR che è in classe 96 è cresciuto tra Partinico e Borgetto, tra le altre cose anche ex Mazzarese, ex Camarat, e da 2 anni qui, per lui un solo gol in questa maglia e oggi indossa la numero 15. Per quanto riguarda invece l'altro giocatore che sta facendo il suo ingresso in campo, si tratta di Maxiliano Gastonfoglia, classe 91 argentino, ha vestito anche la maglia della Fede Alessandria, poi del Formia, del Favara, del Marsala. Ha grande esperienza tra eccellenza, promozione e prima categoria.
Segnalino, sì, un piscialetto, tu guarda il tuo. Oh, quanto l'ora! Ecco, entra anche la Fari, diciamo sostituzioni un po' lente attuate dal terno arbitrale. Si poteva sicuramente fare molto molto più veloce e perdere meno tempo. Quindi molto, molto rimaneggiata, molto cambiata la formazione del Partinico Audace. E questa è la mossa della formazione nero-verde. Per cercare di rimettere in piedi una partita che si era messa molto, molto bene. Adesso c'è da prendere posizioni. Il direttore di gara non lascia giocare. Va lungo Anselmo a cercare il movimento di Longo. Può andare a puntare la porta Longo. Buona giocata del 2005 per D'Amico! Palla deviata a centimetri dal pareggio. Il Partinico Audace. E quindi si andrà alla bandierina. Ma quanto è andata vicina la compagine nero-verde dal pareggiare i conti. Tanto c'è un giocatore che Casteltermine a terra, quindi le perdite di tempo in questo momento la stanno facendo da padrone. Adesso si può giocare scambio corto, veloce. La Farre pensa al tiro, conclusione murata, insiste il Partinico Audace che torna ad attaccare, vediamo se riuscirà perlomeno ad agguantare un pareggio. Pronto Ferrante al cross in mezzo e il pareggio del Casteltermini è il secondo gol della sua stagione per Filì, un centrale goleador. Si risveglia il pubblico del Pavazza, il Partinico Audace torna a rimettere le cose a posto. È andato vicino D'Amico, alla fine ha segnato Filì e quindi aggiorniamo questo tabellino. È un pareggio giusto per quanto visto tra le due squadre in campo, ma adesso vediamo forza. C'è un quarto d'ora tutto da vivere e il Partinico Audace sembra averne di più in questo momento. Tanto Fili, galvanizzato al gol fatto. Si prende la rimessa laterale a centrocampo e si può insistere. Sembrava tutto perduto al gol di Salas. Ma ancora c'è tempo per dar per morta questa squadra. Giocata diretta da parte di Maranzano che va a cercare D'Amico, poi Ferrante mette giù, occhio perché può brillare da lì, che conclusione di Ferrante, davvero 10 e per poco non fa cadere giù lo stadio con questo gol. Che brivido quello creato rinvia Licata, colpo di testa però all'indietro, quella Rocca apre il gioco
Adesso torna a affacciarsi in avanti il Casteltermini, deve chiudere Anselmo, lo fa però Foglia, allargando bene il gioco da Longo, Polezioso, occhio a questo cross, c'è un tocco con le mani da parte del numero 17 del Casteltermini, quindi concede punizione al Partinico Audace, che riparte da dietro con Foglia, tocca all'indietro di Anselmo, Celestra, poi va da Fili, Ferrante, porta palla, e la sua mattonella, ancora Ferrante, verticalizzazione illuminante, e Scardina, ad un passo al vantaggio il Partinico Audace, ma Ferrante sta dominando la tre quarti e si merita tutti gli applausi la squadra di Partinico, che sta tambureggiando in questa seconda parte di ripresa e nel frattempo si lascia cadere a terra Dorra per staccare il ritmo della formazione di Partinico. Altro corner, vediamo se c'è l'altra gioia, palla al secondo palo, la palla sembrava entrata, e adesso il Casteltermini, che è in affanno, fa passare i secondi. La gioca da dietro, c'è da aggredire, ci devono credere i neroverdi. Ferrante si è alzato quasi da attaccante in più, ha un tridente che ha funzionato sia in un modo che nell'altro. Il Casteltermini la mette fuori la palla, mentre il Partinico Audace continua ad attaccare. Palla per D'Amico, e va a vincere lo stacco di testa, fallo generoso, quello di D'Amico, che ha provato a prendere la palla, ha preso l'avversario, quindi stacca un po' la spina il Casteltermini in termini di fase difensiva, può tornare a amministrare il gioco, ma chiaramente il baricentro è protesto in avanti del Partinico Audace, e già occhio perché Dorre è ammonito e ha dato quasi una testata a Scardina. Si meritava la seconda ammonizione, il 4. Il direttore di gara ha lasciato giocare. Ferrante prova a sorprendere Licata con un tiro da fuori, mentre tutti parlavano del direttore di gara. Poi Fili, fallo per il direttore di gara. Questo è il Termini che torna a giocare nella tre quarti del Partinico. Ha provato un tiro rimpallato, ma la fa sua Catanzaro e la gioca subito per Anselmo. È chiaro che sia lui il play in questa ripresa. C'era da sganciare Ferrante ed è stato sganciato, poi scivola Scardina anche con un po' di sfortuna. Celestra però si oppone, raddoppio falloso e quindi punizione dal limite in favore del Casteltermini. Allora il Partinico Audace riuscisse a fare almeno un punto, la classifica tornerebbe a sorridere, ma non quanto darebbe una vittoria anche in termini di slancio emotivo. Le opportunità per vincerla ci sono state e può essere che ci saranno ancora, ma per il momento c'è da pensare a questa punizione. Catanzaro ne mette 2 in barriera. Pronto la Rocca. Il direttore di gara sta dicendo qualcosa alle squadre. Arriva una munizione per Friends. Quindi si riallaccia un po' la situazione dentro l'area di rigore.
pronta questo calcio di punizione con le Catanzaro, stare molto attento. Punizione parte adesso, occhio perché è finita sul secondo palo, questo travolto Maranzano, ma la palla è uscita e il guardalinea dice che è rimessa dal fondo, quindi torna a respirare il Partinico Audace dopo un momento di tensione. Questa punizione poteva creare uno scompenso che chiaramente nessuno voleva. Invio a cercare la testa di Maranzano, Anselmo sulla seconda palla, a distribuire gioco, Foglia, Maranzano, non cambia il gioco il Partinico Audace ma guadagna comunque rimessa laterale. Rimessa giocata, occhio perché la palla arriva dentro l'area e viene allontanata. Foglia, la riconquista, larga per la Far, viene a prendersela Scardina, tocco per Ferrante, si salva il Casteltermine e riparte. Celestra va a fare fallo tattico, è giallo, duro per il 5. Un fallo che chiaramente lascia un po' l'amaro in bocca perché il Partinico Audace era di là e stava attaccando, però giustamente era in campo aperto il giocatore del Casteltermine e di conseguenza non si può fare altro che fischiare. Poi il giallo è decisione di chi arbitro. Dorra si lascia cadere e intanto il Partinico Audace riparte con D'Amico che si intestardisce, calcio ma non doveva aprire il gioco, ma siamo ancora in zona d'attacco per il Partinico Audace con Longo che viene messo a gioco, guadagna punizione, ma nel 2 contro 2 D'Amico poteva fare di meglio. Tanto Maranzano schiacciato e c'è un rosso in mano il direttore di gara. Ed è un rosso che arriva nei confronti di Cassamà, numero 13 del Casteltermini, quindi rimane con l'uomo in meno la formazione biancorossa. Si infuria Cassamà, ma a quanto pare il suo pestone è stato a palla ferma. No, questo sembra, poi si va a sedere in panchina contro ogni regolamento possibile che un giocatore espulso si va a sedere in panchina. Questa scena fa molto ridere. Ma adesso concentriamoci su questa punizione perché potrebbe dire tanto, tantissimo a 5 minuti dalla fine. Chiaramente sta perdendo tempo Cassamà perché finché non abbandona il terreno di gioco il direttore di gara non può far giocare. Questo è il regolamento e quindi solo adesso Cassamà esce e quindi Casteltermini in 10 a 5 dalla fine, ma il recupero non può che essere largo per le tante interruzioni. Intanto mister Guida dà indicazioni ai suoi, ma la punizione è partita. Occhio! Perché arriva il vantaggio di Maranzano, il 3-2, la ribaltata con 2 colpi di testa il Partinico Audace, ma forse a metterla dentro è stato D'Amico, è difficile capire chi l'ha messa dentro,
ma credo D'Amico con la sua altezza. È 3-2 al Favazza, partita rimontata per il Partinico Audace, che adesso sopra di uno non può far altro che andare a cercare il quarto. Ma quel che conta che adesso c'è il terzo e che quindi il Partinico Audace è avanti. E quindi 3-2. Si gioca al Favazza ed è 3-2 Partinico Audace, a 4 dalla fine. Adesso il Casteltermini probabilmente darà il tutto per tutto anche in 10. Ma è un vantaggio meritato quello nero-verde. Ferrante apre il gioco in grande stile e grandissima apertura per la Far, che allunga palla, ancora il 15 a fiato, vuole andare al cross, però nel frattempo protegge la palla, messo giù, non c'è fallo per il direttore di gara, rimessa dal fondo, doveva provare il cross. Ancora c'è tempo per pensare alla bandierina. Ci sono molti minuti da giocare, ma intanto Ferrante recupera un altro pallone. Prova a saltare, ci riesce Owosu. Poi Longo, fermato fisicamente. Foglia non è riuscito a recuperare, ma la palla non viene raggiunta dal giocatore del Casteltermini. E quindi la rimessa è a favore del Partinico Audace. La Far a battere questa rimessa laterale. Manca sempre. Bruttissimo calcio da dietro ai danni di D'Amico. Coranchia meritava almeno un giallo. Botta da dietro. Intanto arriva un altro cambio in casa Casteltermini. Entra Inobur. Gioca palla. Formazione di casa. Subito Anselmo. Si è buttato adesso l'avversario. Se il Partinico Audace deve lottare su ogni pallone, come se fosse l'ultimo, Foglia non ci riesce. Con personalità per uscire il Casteltermini, ma la Far è entrata in modo splendido e quindi la ripartenza. Scardina, la Far davanti al portiere, Licata mette in angolo, si salva il Casteltermini, ma dalla bandierina ha dimostrato di essere pericoloso il Partinico Audace. Tanto ci sono ben 2 giocatori a terra in casa Partinico Audace. C'è Maranzana a terra e Celestra che accusa un dolore alla coscia, forse un crampo per il capitano del Partinico Audace e anche per il 3.
Adesso chi si doveva rialzare si è rialzato, mentre Maranzano sembra avere ancora un problemino e quindi ha bisogno di uscire. Quindi anche in 10 il Partinico Audace già siamo al 46esimo. Ferrante messo giù, deve cercare di giocarla questa partita il Partinico Audace piuttosto che perdersi in queste situazioni. Totofili continua a fare una partita mastodontica, il 22enne del Partinico Audace che poi verticalizza nel vuoto, ma ha fatto una giocata non sembra neanche un difensore, palla al piede. Adesso il direttore di gara dovrebbe farci sapere il recupero. Altro recupero invece del Partinico Audace. Sono ben 5 nel terzo di campo avversario, ma la palla della vita l'ha sprecata Longo. E adesso siamo dall'altra parte, ma Catanzaro la tiene, prima col piede, poi con la mano. E Celestra continua ad avere problemi. L'ha messa fuori Catanzaro, Celestra non ce la fa. Lascia! Come c'è il giocatore dentro? Che ha fatto bene. Ha fatto bene che ha fatto bene. Perché l'ha fatto bene? Perché è quella trattenuta. Adesso vediamo se il Casteltermini restituirà il pallone. Non mi pare che ci sia questa intenzione. Vediamo. Fair play da parte di Owusu, sembrava di no, invece Casteltermini rispetta il pallone messo fuori da Catanzaro per permettere al compagno di essere aiutato. Intanto occhio a Ferrante, ha la possibilità di chiuderla. Ferrante, serie di dribbling, Licata risponde alla conclusione del 10 che ha letteralmente dominato la partita da play, da tre quarti, da esterno, da tutto. Intanto c'è un fallo forse di Anselmo, non fischiato dal direttore di gara. Siamo al quarto di recupero, prova a recuperare la Foglia, palla spazzata, guarda il cronometro il direttore di gara, si capisce quanto avrà dato in più rispetto al normale. Tanto rimessa giocata da Amico, ma la pressione del Partinico Audace è efficace. Rimessa Casteltermini, ma siamo lontani dalla porta di Catanzaro e questo è ciò che conta per i neroverdi. Catanzaro ha provato, si lotta con Anselmo che spuntona e c'è un fallo in favore degli ospiti. Siamo al 50esimo, quindi siamo a più di 5 minuti oltre il normale, quindi non si è capito quanto ha dato il recupero, ma dovrebbe essere l'ultima azione. C'è da difendere con le unghie e con i denti questo finale di partita. Esce Catanzaro con i pugni, triplice fischio, torna a sorridere il Partinico Audace, 3-2, una vittoria che pesa come un macigno nella classifica e quindi tornano a sorridere i neroverdi sul proprio campo di Terrasini ed è una vittoria fondamentale, decisa dal colpo di testa di D'Amico nel finale, quindi rimonta completata. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, ci scusiamo per quel piccolo problema avuto nel primo tempo e allora vediamo
il gruppo del Partinico Audace, che adesso viene a prendersi anche l'abbraccio del pubblico. 3 punti che fanno sorridere non poco. Abbiamo anche la sciarpa del Partinico Audace. Grazie a tutti per aver seguito la sfida. E allora ci salutiamo con questa sciarpa